Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Ci sarebbe un legame personale nell'agguato di ieri pomeriggio a Siracusa e quanto emerge dalle indagini della squadra mobile che ha fermato per tentato omicidio, porto di arma clandestina e ricettazione Giovanni Merlino, 37 anni, e un suo presunto complice di 40. La vittima, un 49enne, è l'attuale compagno dell'ex fidanzata di Merlino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, ieri pomeriggio in via Grottasanta il 49enne è stato ferito da colpi di arma da fuoco a entrambe le gambe, esplosi da un uomo che era su un'autovettura condotta da un complice. Dalla visione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno notato Merlino con la pistola in mano che, sceso da un'autovettura, si è avvicinato alla vittima e ha sparato da dietro 2 colpi alla pistola alle gambe, facendolo cadere per terra. Poi ha esploso altri 4 colpi d'arma da fuoco e infine con calma è risalito in auto. Duro colpo al clan Cappello Bonaccorsi di Catania. Questa mattina, su incarico della Procura etnea, le forze della Guardia di Finanza hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP nei confronti di 21 persone nelle province di Catania, Siracusa, Trapani e Palermo. Sono sospettate a vario titolo di essere parte di un'associazione criminale di stampo mafioso dedita al traffico organizzato di droghe e al riciclaggio. Sequestrati 11 attività commerciali, 13 beni immobili e 50 rapporti finanziari. È stato risolto il caso della donna disabile lasciata in casa senza luce e acqua dal padrone dell'immobile nonostante il regolare pagamento del canone di affitto. Le utenze sono state riattivate, ma a Catania è piena emergenza abitativa per le persone non autosufficienti. Persone fragili che a causa delle loro condizioni non trovano case da affittare e la denuncia di AISA, l'associazione che si è interessata per aiutare Maria Scheletta, la donna in carrozzina protagonista della vicenda. Dopo le indagini e i necessari adempimenti burocratici, le salme dei giovani fidanzati Nino Calabrò e Francesca Di Dio, uccisi in Inghilterra lo scorso 21 dicembre, sono pronte a rientrare in Italia martedì prossimo, il 14 febbraio. I funerali dei 2 giovani si terranno rispettivamente a Montagna Reale e Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevale di Acireale, la festa più bella di Sicilia.